Va ora in onda la rassegna stampa. Buongiorno Pier Vittorio, a te la linea. Buongiorno Sveva e buongiorno Italia, buongiorno alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, voi che siete dei patrioti innamorati della libertà. E allora Sveva, chiedo a te la conferma, tutto ok, vero? Mi sentite e vedete la condivisione schermo? Sì, Pier Vittorio, tutto bene, ti vediamo e ti sentiamo. Perfetto, grazie. E allora oggi sabato 17 maggio questa rassegna stampa di Radio Libertà, sempre con numerosi temi, no, di cui ci dobbiamo occupare e ovviamente il vertice dei cosiddetti volenterosi in Albania, con poi le polemiche per l'assenza della Meloni. Abbiamo visto, no, le foto di Starmer, di Merz, comunque anche, no, dello stesso Macron, e poi invece il vertice in Turchia tra le delegazioni russe e ucraine, ma analizzeremo anche l'intervista per il tempo dell'europarlamentare leghista Silvia Sardone, come sapete neo vice segretaria federale della Lega. E ascolterete anche poi l'intervista che ha rilasciato per noi lunedì scorso Giovanni Tria, vi ricordate già ministro dell'economia nel primo governo Conte, e lo abbiamo incontrato a Roma presso il CNEL in occasione della presentazione del libro che ha scritto a quattro mani con il professor Angelo Federico Arcelli, e cioè A New Bretton Woods for a New World. Un volume che è stato pubblicato solo un mese prima delle elezioni negli Stati Uniti, elezioni che sapete hanno condotto ad una svolta, no, nella politica commerciale americana, con poi conseguenze su tutto l'ordine economico globale. E questo testo affronta proprio dei temi che sono cruciali e soprattutto poi pone delle domande a cui tutto il mondo adesso, i leader, devono rispondere. Giovanni Tria appunto ha espresso l'auspicio che si possa trovare la volontà proprio per avviare un percorso per un nuovo accordo globale e che ridisegni quindi 80 anni dopo l'accordo di Bretton Woods, le regole di governo degli scambi internazionali in una nuova era pacifica di globalizzazione. E ovviamente per riscrivere queste regole servirà il contributo non solo degli Stati Uniti, ma ci chiediamo anche della stessa Cina e soprattutto l'Unione Europea. E poi vi faremo sentire anche l'intervento che ha tenuto l'onorevole Luca Toccalini, come sapete segretario federale della Lega Giovani, intervento che ha tenuto a Roma, al municipio 6, a Torbella Monica. L'abbiamo incontrato proprio mercoledì, dopo che aveva presentato alla Camera dei Deputati, insieme al ministro Matteo Salvini, al vice premier Matteo Salvini e al sottosegretario Claudio Durigon e al capogruppo alla Camera Riccardo Molinari, la proposta per i contratti giovani. Questa proposta di legge sul contratto giovani con flat tax al 5% per 5 anni per il primo contratto a tempo indeterminato o trasformazione da tempo determinato, rivolta a una platea di under 30 fino a 40.000 euro, con la possibilità per le aziende di godere di una deduzione fiscale del 140% per 2 anni. E l'altra proposta riguarda il contratto rimpatri, flat tax al 5% per 5 anni fino a 100.000 euro per quelli che rientrano in Italia con un contratto a tempo indeterminato, e flat tax che si abbassa al 3% in caso di presenza di minori. Insomma, tutte proposte proprio per combattere quella fuga di cervelli e per evitare anche quella sostituzione di manodopera. L'abbiamo sempre detto in questi anni in Italia, che importa manodopera poco qualificata, che fa venire, che ha fatto entrare con i governi PD tutti questi immigrati clandestini e i nostri giovani laureati che magari preferiscono poi lavorare all'estero perché sono meglio remunerati. E poi ci collegheremo ovviamente con Matteo De Sio, come sapete conduttore per Te la ridò io l'America. Ovviamente commenteremo questi due vertici, quello dei cosiddetti volenterosi, lo diciamo anche con un tono ironico, perché insomma qui di volontà per il momento sembra quasi quella di sabotare gli sforzi di pace, invece le trattative che sta conducendo Trump. Commenteremo ovviamente anche però gli esiti di questo vertice invece tra le delegazioni russa e ucraina, che si è concluso per il momento almeno con questa possibilità dello scambio di 1.000 prigionieri di guerra. Siccome le vostre opinioni poi restano sempre imprescindibili, quindi terremo il consueto filo diretto con voi potete sempre intervenire, quindi basta che chiamate allo 0292947222, 3 volte 2 finale, potete scrivere
vostri messaggi, quindi nei commenti sotto la diretta Facebook delle pagine sia della radio che della Lega, oppure potete mandare i vostri messaggi vocali al numero WhatsApp della radio, il 340 67 09 659. E vi ricordo sempre, quindi potete seguirci sia dal televisore, dal canale 252 del digitale terrestre, ma anche dal canale digitale della Radio DAB, dicevamo dalle pagine Facebook della radio e della Lega, dal nostro nuovo sito internet, quindi www.radiolibertà.net, che è sempre aggiornato, sempre con approfondimenti, e poi naturalmente anche dall'app di Radio Libertà, quindi per entrambi i principali sistemi operativi, quindi sia iOS che Android, e anche da YouTube. E infine, siccome immagino che siate anche un po' stufi di questo panorama mediatico dominato dal politicamente corretto, abbonatevi a Radio Libertà, sosteneteci, veramente basta poco per aiutare questa radio che è un unicum in un panorama veramente mainstream, succube, dicevamo, del politicamente corretto. E quindi potete andare sulle sezioni abbonati e dona ora del nostro nuovo sito internet. Ma allora iniziamo con la prima pagina del giornale di oggi, vedete, con questa foto al centro proprio di Papa Leone XIV, Leone che delude la sinistra, famiglia formata da uomo e donna, se ne occupa Serena Sartini, colpo alla teoria gender e appunto l'intervento poi di Lucetta Scarafia, Bergoglio troppo ambiguo, non diceva ciò che pensava. Questa è un'intervista condotta da Felice Manti. Vedete, dopo le parole di Leone XIV sulla famiglia formata da uomo e donna, Francesco la pensava allo stesso modo, ma a parole Bergoglio non avrebbe mai detto la frase che ha detto questo Papa. Francesco ha costruito il suo pontificato sull'ambiguità. È un giudizio pesante, però è innegabile, no, che non sono mancate poi le contraddizioni e spesso doveva intervenire magari la sala stampa per correggere anche quello che veniva fuori, vi ricordate, nelle interviste con Scalfari. Per cui poi alla fine sembrava, no, che addirittura in un'intervista avesse negato il dogma, uno dei novissimi sulla realtà, l'esistenza dell'inferno, comunque la condanna, no, delle anime, aveva pare sostenuto, no, Bergoglio, ah sì, le anime dei peccatori non pentiti poi vengono cancellate, e poi in realtà era avvenuta una smentita, pare che non l'avesse detto. Insomma, questo è un esempio per dire delle contraddizioni. Ma l'editoriale di oggi invece del giornale, qui sulla prima pagina, vedete, di Alessandro Sallusti, padroni dei nostri soldati, questo per riaffermare quello che dicevamo, cioè giustamente poi la Meloni ha spiegato: io non ho voluto partecipare a questo vertice dei volenterosi proprio perché avevo capito che quello era un formato per eventualmente anche discutere dell'invio di militari. Poi sappiamo, no, Macron l'ha voluta anche smentire dicendo: ah già, circolano troppe fake news messe in giro dai russi, da fonti russe, evitiamo di mandarne altre in giro di notizie false e comunque fuorvianti. Sta di fatto però che saputo Macron stava giocando, si sta atteggiando a un nuovo Napoleone. Sapete, no, qualche giorno fa aveva anche pensato, aveva detto apriremo l'ombrello nucleare francese su gli altri paesi alleati che lo richiederanno. E allora, padroni dei nostri soldati, Alessandro Sallusti, come leggere il fatto che Giorgia Meloni non abbia partecipato ieri a Tirana a un vertice tra leader europei sulla questione ucraina? Non lo so, mi fido della versione fornita dalla stessa Premier. È inutile, essendo io contraria, che partecipi appunto a discussioni che mirano a preparare il terreno all'invio in Ucraina di nostri soldati al di fuori di missioni decise dall'ONU. Di fronte a un'affermazione del genere, la sinistra e il variegato mondo pacifista dovrebbero alzarsi in piedi e applaudire fino a spellarsi le mani. Invece niente, solito coro di insulti per aver reso marginale il ruolo dell'Italia, come se l'autorevolezza di un paese la si giudicasse dal numero di foto ricordo e non dalla sua coerenza. La Meloni ribadisce un concetto in cui crede molto: il destino dei nostri ragazzi in divisa non lo decidono né la Francia, né la Germania, neppure l'Inghilterra. Quando, se e come inviare il nostro esercito al fronte lo decide soltanto il nostro governo, e per ora non se ne parla, quindi non serve parlarne anche per evitare inutili frizioni. È la strada giusta? Fino ad ora Giorgia Meloni, sostenuta dai suoi alleati, in politica estera non ha sbagliato un colpo e non c'è motivo a noi noto per decretare che questa volta la scelta di prendere le distanze in modo non polemico da avventurismi improvvisati sia sbagliata.
per di più improvvisati da un leader, Macron, che pensa di essere un neo-Napoleone, lo dicevamo, no? Questo suo atteggiarsi, prima mi è uscito pure quel lapsus freudiano di Macron, no? Napoleone, un napoleoncino verrebbe da dire, ma che in realtà fatica a tenere in piedi casa sua e anche da un paese, la Gran Bretagna, certo significativo, ma che non è più membro dell'Unione Europea. La partita sull'Ucraina, come dimostrano i colloqui in corso a Istanbul, purtroppo è ancora lunga. Chi trae conclusione in base all'incontro di ieri è come quelli che sentenziano a gioco ancora in corso, peraltro capendo poco o nulla di calcio. Dice Macron, non è vero che abbiamo parlato di soldati, anche se fosse, siccome da tempo tutti i giorni lui parla di inviare truppe sul campo, è ovvio che i due, Meloni e Macron, hanno poco da dirsi. E allora, siccome a volte le assenze pesano più delle presenze, la sinistra deve scegliere. O la Meloni cambia idea e si allinea alla Francia, oppure dovrà succedere l'inverso. Solo il tempo dirà chi aveva ragione e di solito il tempo è galantuomo, soprattutto con una premier donna. E invece poi qui ovviamente d'accordissimo con Alessandro Sallusti per questa sua riflessione, giustamente fa notare Macron è da un po' di tempo, no, che parla, che ciancia, straparla di invio di soldati, forse non farsi vedere a un vertice del genere con lui è significativo e comunque già quello è un messaggio, no, che deve essere lanciato, che ha comunque poi possiede il suo peso. Il Giù la maschera di oggi di Luigi Mascheroni con Vita da cani su questa querelle, pensate, no, tra la Pascale e invece Paola Turci, proprio per il cagnolino. Chiediamo scusa al lettore se per una volta non ci occupiamo di frivolezze come siamo soliti fare, ma di cose serie. Del resto la cronaca lo impone. E la cronaca la dobbiamo a Selvaggia Lucarelli, giornalista che innegabilmente, no, possiede del fiuto. E perdonate la parola fiuto visto il tema. Dopo le borsette della Pascale regalate dalla Sant'Anché, siamo al cane della Turci adottato dalla Pascale, entrambi i casi finiti in liti furibonde, strano essendoci di mezzo delle donne e qui ovviamente il tono ultra ironico, no, di Mascheroni. Comunque è successo che Paola Turci e Francesca Pascale, sposate nel 2022 e poi divorziate come due eterosessuali qualunque 2 anni dopo, si sono accordate su tutto, ville, conti correnti, ospitate in TV, io vado dalla Fagnani, tu vai da Geppi Cucciari, tranne che su una questione, cioè sul loro cane, che con raro sforzo di fantasia hanno chiamato Lupo. Il motivo della discordia, ridotto all'osso, e dagli, è che il cane della Turci è rimasto a casa della Pascale. Ora la Turci lo vuole vedere, ma la Pascale glielo permette solo se lei sta in giardino, senza entrare in casa, perché dice la Pascale, le visite della Turci potrebbero provocarle problemi psicologici. Lo capiamo, tanto più che dopo la separazione da Berlusconi l'altro cane di famiglia Dudu è rimasto nella villa di Marta Fascina. Sono disperata, dice la Pascale, la inviterò a C'è posta per te assieme a Dudu. Tutte che vogliono vedere il cane, insomma, e questo da sostenitore della Pascale e della Turci la comprendiamo come cosa, ma da amante degli animali ci chiediamo anche se il cane abbia voglia di vedere loro. Bau bau. E vabbè, abbiamo letto il Giù la maschera di Luigi Mascheroni anche per spezzare un po', no, i soliti temi, visto che questo sì, è un tema un po' più leggero. Poi l'intervista ad Andreotti Junior condotta da Oara Borselli all'interno, vedete qui sempre a prima pagina del giornale, mio padre è punito dagli Stati Uniti, mio padre ha subito tante ingiustizie, mi chiede se avesse dei sospetti sulle origini dei suoi guai giudiziari. Sì, sospettava che fosse in America. Parla Stefano, 72 anni, uno dei 4 figli di Giulio Andreotti. Era un nome un po' pesante, però io e i miei fratelli l'abbiamo vissuto con tranquillità. E allora, vedete, sfogliando invece qui il giornale, adesso andiamo agli interni, vedete da pagina 2 in poi, allora intanto sul tavolo Mosca-Kiev, che è già saltato, dai russi richieste inaccettabili. La delegazione del Cremlino pretende i territori parzialmente occupati prima ancora di discutere un cessate il fuoco. Gli ucraini che rilanciano ora summit Zelensky-Putin, il vertice è durato meno di 2 ore in un clima molto teso. I mediatori turchi assicurano si vedranno ancora, ma non si sa quando. E poi la foto che ha compiuto il giro del mondo e che ha fatto scandalizzare tanti anche in Italia, qui vedete il premier Rami, il premier albanese, in ginocchio scherzando con la Meloni, che poi era anche un
po' imbarazzata, no? E le ha detto: "Ma assolutamente non c'è bisogno", e però appunto una foto che ha scatenato, ha fatto impazzire tantissimi a sinistra qui in Italia. Il siparietto all'arrivo, Rama in ginocchio, la premier scherza, così alto come me, a margine bilaterale a tema sui migranti, i centri che funzionano, e quindi la sinistra che ha gridato: "Ah, si sta vendendo il premier Rama proprio per tutti i fondi che avrebbe ricevuto per questi centri in Albania". I volenterosi invece riuniti che sentono Trump, qui siamo, vedete, a pagina 3 del giornale di oggi, la linea di Meloni: no all'invio delle truppe, vertice dei big way con Kiev senza l'Italia, scambio di accuse con Macron. E poi invece la Santa Sede con Parolin, che offre appunto la possibilità, no, di tenere i negoziati, la proposta del segretario di Stato, quindi che offre questa chance. Faccia Vance Leone XIV lunedì? Non lo so. Il problema è che ci sono tante delegazioni, i tempi sono molto stretti e quindi si tratterà di vedere se rimane dello spazio. Così il segretario di Stato del Vaticano, Pietro Parolin, ha parlato della possibilità di un vertice tra il vicepresidente degli Stati Uniti e il nuovo Papa in occasione della messa di insediamento di quest'ultimo, per la quale affluiranno a Roma leader da tutto il mondo, come già avvenuto un paio di settimane fa per i funerali di Papa Francesco. E l'opposizione, dicevamo, che attacca e va in cortocircuito per questa assenza, è diventata il fantasma dei vertici, addirittura il leader dei 5 Stelle, vedete qui l'articolo di Domenico Di Sanzo, proprio per l'assenza della Meloni, questo vertice che si è tenuto in Albania con i cosiddetti volenterosi. La girandola degli attacchi al capo del governo parte con Italia Viva, con lei sta scomparendo l'Italia, piccona Raffaella Paita. Giorgia Meloni fa la spettatrice, fuori dal gruppo di testa su Ucraina, dice Maria Elena Boschi. Matteo Renzi ripete: è una influencer ininfluente, che umiliazione per l'Italia. E a proposito di Renzi, che ha attaccato così duramente, no, la Meloni per questa assenza, poi leggeremo anche l'intervista, leggeremo e commenteremo l'intervista che ha rilasciato oggi per la Stampa, a pagina 4. E poi si butta sulla polemica subito il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, per l'ennesima volta in questi giorni decisivi, mentre i leader dei paesi europei e Zelensky si confrontano con Trump sulla guerra in Ucraina, l'Italia non c'è. Meloni ha messo l'Italia in panchina, senza voce, senza ruolo, dopo il fantasma in Parlamento, ecco il fantasma nei vertici internazionali, Giorgia Meloni. E poi andando avanti, dicevamo qui sempre per gli scenari internazionali, questo unico importante, significativo risultato, e cioè maxi scambio dei prigionieri, vedete, rilasciati 1000 detenuti per parte, questo a proposito del summit che si è tenuto appunto tra la delegazione di Mosca e quella di Kiev in Turchia, rilasciati 1000 detenuti per parte, dicevamo, i nodi sovranità, NATO, garanzie di sicurezza e l'incubo guerra eterna. Secco rifiuto russo, una tregua immediata di 30 giorni, nessuna apertura nemmeno all'ingresso di Kiev nell'Alleanza Atlantica. E poi invece la reazione di Bruxelles, dall'Unione Europea, nuove sanzioni anti-Mosca, nel mirino gasdotti, navi e banche. Bruxelles che apre il ciclo di queste contromisure, ci chiediamo: ma se queste sanzioni finora non hanno funzionato, se addirittura la Russia, poi sappiamo, no, la Federazione Russa le ha girate e poi ha sostituito i precedenti clienti, eravamo magari noi europei e non solo, sostituiti con altri paesi del BRICS, ha rafforzato la sua partnership e i suoi legami con la Cina, ha senso proseguire su questa strategia? Ci poniamo la domanda, non pretendiamo, no, di possedere delle risposte sicure, delle certezze dogmatiche. Colpita come mai prima la flotta ombra russa con cui Putin aggira il tetto al prezzo del petrolio. Von der Leyen: queste misure mordono, aumentiamo ancora la pressione per portare il Cremlino al tavolo dei negoziati. La nostra posizione invece, aggiunge qui il leader ucraino, è che se i russi rifiutano un cessate il fuoco completo e incondizionato e la fine delle uccisioni, devono seguire sanzioni severe. La pressione sulla Russia deve essere mantenuta finché la Russia non sarà pronta a porre fine alla guerra, grazie a tutti coloro che nel mondo stanno aiutando. Londra seguirà le stesse orme. Se Putin non viene per negoziare una tregua incondizionata, deve pagare un prezzo, ha spiegato del primo ministro britannico Keir Starmer.
attesa per le mosse di Donald Trump, che secondo Macron e Starmer sta lavorando con loro per coordinare la risposta. Il leader statunitense spera tuttavia in un faccia a faccia con Putin proprio per una svolta al negoziato e potrebbe attendere i prossimi sviluppi prima appunto di mosse eclatanti. E poi quello che vi stavo anticipando, no, a proposito anche di Santa Sede e altri sommovimenti in questo ambito qui, l'intervista che ha concesso il Cardinal Zuppi, presidente CEI a Torino, proprio comunque a colloquio con il cantautore Ligabue nell'incontro al Salone del Libro di Torino: il sovranismo danneggia l'Italia, fa male all'Italia, via le frontiere. Pensate un po'. Il sovranismo non ha futuro, fa male al paese, chiama il proprio paese, butta via le frontiere. Forse sarà Pier vero il Vittorio, contrario, che chi scusami, ha a dobbiamo fare la cuore... pausa. Sì, perfetto, perfetto Sveva. Allora noi ci troviamo fra pochissimo, così finiamo questa intervista a Zuppi. A dopo. Da oggi la tua radio È ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Di nuovo a te la linea, Pier Vittorio. Grazie, grazie Sveva. E allora dicevamo questa intervista al Cardinal Zuppi a margine proprio di un incontro che si è tenuto al Salone del Libro, dialogando con il cantautore Ligabue, e ancora dobbiamo arrivare alla consapevolezza che siamo sempre sulla stessa barca. Sono cittadino del mondo, quindi ok, la solita, no, esaltazione di cosmopolitismo. Questo sono cittadino del mondo non lo dice più nessuno, siamo invece in una qualcosa di fragilissimo, ma insieme se ne esce. Nel Covid l'abbiamo capito. L'emergenza, prosegue appunto Zuppi, ci fa comprendere che dobbiamo imparare a volerci bene. E poi ha scherzato: vedere tanta gente in piazza San Pietro che aspettava l'annuncio del nuovo pontefice è stato commovente. C'era gioia e suspense, ma quando finito il conclave Papa Leone XIV si è affacciato dal balcone, ho visto tutta quella gente che riempiva la piazza e via della Conciliazione. Ho pensato che se fossi stato io il Papa avrei fatto come nel film di Nanni Moretti, mi sarei affacciato al balcone e mi sarei detto non ce la faccio e sarei rientrato. E insomma, però questo attacco, no, contro i sovranisti, e qui vedete a pagina invece 6 del giornale, sempre a proposito di sovranismi, il Remigration Summit che si dovrebbe tenere oggi a Gallarate e contro cui poi la sinistra si è scagliata perché vuole vietare il raduno anti-migranti. Oggi quindi questo Remigration Summit, PD e AVS che insorgono e scendono in piazza a Milano, alla Spezia che sfila a Casa Pound. Insomma, il problema non è rappresentato dal fatto che in Europa ci siano milioni di immigrati clandestini che delinquono, che non si integrano, non rispettano le norme. Il problema è rappresentato da chi pretende la remigrazione, pretendano che appunto non ci siano più ospiti indesiderati che si macchiano di reati. Fratoianno, il nostro paese non deve essere sicuro per i fascisti. Gli organizzatori tengono segreto il luogo per evitare risse e scontri, e quindi le opposizioni di governo, PD su tutti, chiedono che il ministro dell'interno, la prefettura e il sindaco vietino l'incontro del Varesotto, ma le autorità hanno già spiegato che si tratta di un evento privato e come tale non può essere proibito. Il ministro degli interni Matteo Piantedosi deve impedire che i peggiori razzisti europei si incontrino in Italia. Attaccato il senatore di AVS Tino Magni, gli ha fatto eco il senatore Alessandro Alfieri, membro della segreteria nazionale del PD, per il quale l'evento è in totale contrasto con i principi della nostra Costituzione. Lavoreremo fino all'ultimo perché questo raduno venga bloccato. E poi qui vedete un paio di numeri: 400 è il numero dei partecipanti previsti, tra questi non ci sarà Rasmus Paludan, estremista di destra danese espulso giovedì scorso, e invece 1 perché l'incontro è il primo summit europeo, punto numero 1, dedicato alla
remigrazione, ovvero all'espulsione in massa di immigrati e stranieri, compresi quelli regolari però. Allora, andando avanti poi, qui l'articolo appunto di Nicolò Rubeis, a proposito invece delle mosse del Carroccio, anche questo lo leggiamo, lo analizziamo, vedete Salvini contro la censura, non siamo mica l'URSS, e poi elogia Giorgetti. Il leader difende il raduno, sulle sue nomine blinda Vannacci. Chi critica ci allunga la vita. Il vice premier graffia anche Macron, la pace è vicina, ma è difficile se l'Eliseo continua a parlare di riarmo, a occuparsi appunto di riarmo. L'apertura d'azione a Milano, solo chiacchiere. E qui infatti le ulteriori spiegazioni aggiunte, il vice premier scommette sulla tenuta del governo per tutta la legislatura e prenota anche la prossima, rivendicando anche il lavoro che è stato condotto dalla Lega e dai suoi ministri, come Giancarlo Giorgetti, premiato dal Financial Times come miglior ministro dell'economia al mondo e con la borsa ai massimi storici e lo spread ai minimi. Salvini manda un saluto e un bacione a Monti e a Draghi. Alla vigilia del Remigration Summit, l'evento per parlare dei rimpatri forzati che il PD e la sinistra vorrebbero vietare, il leader del Carroccio ribadisce che se qualcuno pensa che l'immigrazione di massa sia un problema enorme e devastante, io sono fra questi, devo poterlo esprimere. Anche perché non siamo mica l'Unione Sovietica, non capisco perché si dovrebbe vietare a priori il libero pensiero di qualcuno. Su Milano e sulla Lombardia ci sono anche dei nodi da sciogliere all'interno del centrodestra. Per la città, Forza Italia ha bocciato l'idea di puntare su un candidato politico come Maurizio Lupi e spinge invece per un civico. Non solo, gli azzurri vorrebbero allargare il perimetro della coalizione e quindi includere anche Azione con il coordinatore e deputato Alessandro Sorte, che ha offerto al partito di Calenda l'eventuale carica di vice sindaco. Risponde appunto Salvini: sono chiacchiere, ne parleremo più avanti, liquida il tutto. Che poi Salvini punge il sindaco Sala, che appunto sta realizzando un disastro. Anche in regione, dove c'è qualcuno che alza i toni, il leghista Attilio Fontana si ritrova con il grattacapo legato alle mire di Fratelli d'Italia, che mal digerisce l'operato dell'assessore al welfare Guido Bertolaso e vorrebbe contare sempre di più. Anche la ministra Daniela Santanchè ha ribadito a chiare lettere. È evidente che il nostro in Regione Lombardia ha un ruolo importante, credo che Fontana ne debba tener conto. Più sottile il commento del Presidente del Senato, Ignazio La Russa: gli assessori e consiglieri regionali Fratelli d'Italia, pur essendo il primo partito in Regione, hanno l'intelligenza di non far pesare sempre o quasi mai questa posizione. Ribatte giustamente Attilio Fontana: il loro ruolo l'abbiamo riconosciuto in giunta in tutte le decisioni che sono state assunte. Quindi raccoglie Fontana a suo modo il generale Vannacci: tra le file della Lega abbiamo trovato un nuovo autonomista. E giustamente, visto che appunto la Lega è il partito dei territori, il partito dell'autonomia. E poi invece il summit con il gruppo dei 5 riunito da Crosetto, di questo se ne occupa anche il Fatto Quotidiano di oggi, poi lo vediamo. L'Europa mai così in pericolo da 80 anni. A Roma, con i ministri della difesa di Francia, Germania, Polonia e Regno Unito, continueremo a sostenere Kiev. E qui vedete nella foto a Roma il ministro della difesa Guido Crosetto con gli omologhi di Francia, Regno Unito, Germania e Polonia per questo summit E5. Il ministro della difesa francese Sébastien Lecornu ha assicurato che la deterrenza nucleare francese è sempre stata più vasta delle nostre frontiere, mai egoistica. Il ministro britannico John Healey ha annunciato: se necessario siamo disponibili a inviare truppe in Ucraina assieme ad altri attori. Non vorrei fornire altri dettagli perché non vorrei informare anche Putin, ma ci sono delle pianificazioni che però dovrebbero rimanere classificate. Il ministro tedesco Boris Pistorius ha detto che la Germania potrebbe fornire ulteriori aiuti militari per la difesa aerea e marittima all'Ucraina, mentre il suo omologo polacco Kosiniak Kamis ha ribadito che Varsavia non invierà le sue truppe. E insomma, e poi il Fatto Quotidiano, per esempio, qui vabbè stiamo leggendo dal giornale, però penso ad altri giornali come il Fatto Quotidiano, che chiamano poi questi dei bellicisti, anche perché insomma non proprio a torto, perché del resto si immaginano che Putin voglia o possa invadere anche l'Europa dopo comunque le infinite difficoltà che ha incontrato sulla strada per Kiev, che voleva conquistare, in 3 giorni, vi ricordate, e poi com'è finita la guerra lampo, che si è trasformata invece in una guerra quasi da prima guerra mondiale di trincea. Ma prima di chiudere questa parte sul giornale di oggi, concentriamoci
sulle ultime novità che vengono dal neopontificato appunto di Papa Leone XIV, il nuovo pontefice e la dottrina, il Papa che stronca la teoria gender, la famiglia, uomo e donna. Leone chiude alle unioni omosessuali, è come una società piccola ma vera, a proposito invece della famiglia appunto fondata su uomo e donna. La Chiesa deve dire la verità anche a costo di qualche iniziale incomprensione. E quindi un pontefice che evidentemente non teme di essere impopolare, non teme di dire verità scomode, e a differenza, purtroppo viene quasi da dirlo, magari di Papa Francesco, che spesso sembrava quasi voler sempre assecondare, quasi fosse una sorta di leader politico, di assecondare quelle che fossero le mode del momento. Almeno questa è l'accusa che formula oggi sul giornale Lucetta Scarafia. Bergoglio era ambiguo, la pensava così pure lui, ma non lo diceva mai. E forse proprio per questo, per paura di perdere consenso popolare. La dottrina non è mai stata cambiata, neanche sui gay, questo anche sotto Francesco. Le benedizioni non si negano a nessuno, a proposito di fiducia supplicans. E allora, vedete, si parla di pace a Roma, si parla di disarmo, di dignità umana, di famiglia, di ambiente, di intelligenza artificiale. L'incontro di Papa Leone XIV con il corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede è un manifesto che apre le porte del pontificato ai temi che più stanno a cuore appunto a Prevost, anche con il rischio di essere criticato. La Chiesa non può mai esimersi dal dire la verità sull'uomo e sul mondo, ricorrendo quando necessario anche un linguaggio schietto che può suscitare qualche iniziale incomprensione, sottolinea il pontefice statunitense che per la prima volta affronta con decisione il tema della famiglia fondata sull'unione stabile tra uomo e donna. E poi a proposito invece di riarmo e di guerre, appunto Papa Leone XIV ha sostenuto: occorre la volontà di smettere di produrre strumenti di distruzione e di morte. Nessuna pace è possibile, conclude il Papa, senza un vero disarmo, e l'esigenza che ogni popolo di provvedere alla propria difesa non può trasformarsi in una corsa generale al riarmo. Una corsa che definiremmo folle e appunto perciò qui le nostre critiche anche verso quelli che abbiamo chiamato i cosiddetti bellicisti prima. La piccola società da difendere nel nome di Agostino e Leone XIII, Prevost si rifà agli insegnamenti del suo maestro, Sant'Agostino d'Ippona, e alla Chiesa del dopo Nicea. Vade retro woc. Per costruire società civili armoniche e pacificate bisogna investire sulla famiglia fondata sull'unione stabile tra uomo e donna, società piccola ma vera e anteriore a ogni civile società. Per Leone XIV l'omosessualità è una pratica intrinsecamente disordinata. In un discorso nel 2012 tenuto di fronte ad altri vescovi, il Papa aveva criticato le unioni alternative composte da partner dello stesso sesso e dai loro figli adottivi, rappresentate in modo così benevolo e compassionevole nei programmi televisivi e al cinema. Questo appunto è il suo virgolettato. Il 22 settembre del 2017 ritweetò un post sul governo del Paraguay che aveva respinto l'ideologia gender. La famiglia è padre, madre e figli. Da vescovo in Perù si era scagliato contro credenze e pratiche in contrasto con il Vangelo, come la promozione dell'ideologia di gender, che anzi cancella l'identità. Nell'Arcanum, Leone XIII ricorda che il matrimonio tra un uomo e una donna è stato appunto voluto da Dio. Quindi dice, è stato dichiarato e solennemente ratificato dal Vangelo con la divina autorità di Gesù Cristo. Ma è stato proprio Sant'Agostino, il fustigatore delle eresie, a dare al matrimonio la concezione che ha influenzato l'età moderna, perché la religione cristiana ha sublimato un modello di piccola società ritenuta utile allo Stato. Apporta maggior soccorso al tranquillo e beato vivere e accresce i comodi e beni della vita mortale. L'essere umano non è una monade isolata, ma ha relazioni sociali, aristoteliane, appunto secondo anche il pensiero aristotelico dell'uomo come animale sociale, e quindi è inserito in una famiglia, in una nazione, in una comunità, insomma in una rete sociale di legami. L'amore matrimoniale è indissolubile rispetto alla carità che lo purifica e permette ai coniugi di vivere il matrimonio come un atto di mutua donazione, riflettendo l'amore di Dio per l'umanità, sostiene il vescovo di Ippona, una concezione che riprende anche la visione americana della famiglia che piace a Donald Trump e all'agostiniano J.D. Vance. Agostiniano perché sapete appunto J.D. Vance poi si è convertito al cattolicesimo proprio leggendo i testi di Sant'Agostino. Anche da prefetto del Dicastero per i Vescovi, Prevost chiese a
alla conferenza episcopale tedesca di evitare strappi a diritto canonico su donne sacerdoti, preti sposati e matrimoni gay, convincendoli a evitare così un pericoloso scisma per una Chiesa unita in illo uno unum, quello che il concilio di Nicea riuscì in parte a scongiurare. Allora gli sconfitti chiesero all'imperatrice Giustina che gli venisse assegnata come premio di consolazione la Basilica di Milano. Il vescovo Sant'Ambrogio si oppose e la occupò per giorni e notti, intonando canti e preghiere con l'aiuto di migliaia di fedeli. Ad assistere c'era un giovane, Agostino. E invece l'intervista di Lucetta Scarafia, vedete, storica, giornalista, editorialista, appassionata, studiosa della Chiesa e delle sue sfide, le parole del Papa sulla famiglia naturale suonano nuove rispetto al pontificato di Papa Bergoglio, ma anche no. Papa Leone XIV parla di famiglia naturale, uomo e donna, chiede Felice Mati. Francesco la pensava allo stesso modo, tant'è vero che non ha mai fatto nulla per cambiare, no, la morale sessuale, la dottrina è rimasta quella, però a parole Bergoglio, risponde Lucetta Scarafia, non avrebbe mai detto la frase che ha pronunciato questo Papa, non ne parlava, non ripeteva l'insegnamento morale della Chiesa o avrebbe attirato critiche rispetto alla sua immagine. Papa Francesco ha costruito il suo pontificato sull'ambiguità, sull'essere progressista, anche se lui non lo era. Faceva capire che sarebbe stato favorevole a cambiare le cose, ma non ha cambiato nulla. Sulla benedizione gay la dottrina l'ha un po' cambiata o no? No, lui ha detto che avrebbe benedetto le persone, non la coppia. Un sacerdote può benedire un peccatore o un non cristiano, una benedizione non si nega a nessuno. È sempre stato possibile benedire singolarmente gli omosessuali che vivono in coppia, un atto di benevolenza e di carità. La sua frase però sembrava aprire alla benedizione delle coppie omosessuali. C'è poi il tema dei rapporti con la Chiesa americana. Chi dice che sia trampiano, chi dice che sia anti, vedete c'è un refuso. Lei che ne pensa? Darà più problemi o più vantaggi a Trump? Sulla morale tradizionale certamente vicino a Trump, questo nuovo pontefice, come sulle coppie gay, sul gender. Non è certamente d'accordo con la Casa Bianca sull'immigrazione, come ha già fatto capire, ma al tempo stesso Prevost non condanna direttamente Trump, cerca di evitare il conflitto aperto, mentre appunto, se vi ricordate, Bergoglio aveva tuonato, no, pesantemente contro i costruttori dei muri, e il riferimento ovviamente era il muro tra Messico e Stati Uniti. E questo cosa vuol dire a proposito, no, di Prevost che potrebbe cercare l'incontro, il confronto con Trump e vuole evitare il conflitto aperto. Così riuscirà ad avere rapporti decenti, non conflittuali, riuscirà anche a ricucire rapporti interni alla Chiesa americana, a sua volta spaccata su Trump. Il 20 maggio ci sarà l'anniversario numero 1700 del Concilio di Nicea. Perché Nicea? Perché è importante questo appuntamento? Lo aveva pianificato Bergoglio, ci andrà lui e dirà naturalmente qualcosa di diverso da quello che avrebbe potuto dire Papa Francesco. Per esempio sugli ebrei, perché Nicea segna la frattura definitiva, perché il concilio, voluto e organizzato dall'imperatore Costantino, ha separato la data della Pasqua cristiana da quella ebraica, un falso storico del cristianesimo che ha segnato un distacco molto netto dal mondo ebraico. Serve un dialogo con Israele? Chiede Felice Matti. Serve un dialogo con gli ebrei. Bergoglio non ha mai dimostrato grande simpatia. Il discorso che pronuncerà rivelerà l'idea di Chiesa che appunto ha in mente Leone XIV. E serve anche la pace a Gaza come in Ucraina. Leone XIV ha offerto la Santa Sede per le trattative. Qualcuno dice che Papa Francesco abbia fatto poco. Il Papa ha detto: se volete io sono qua, vi guardate negli occhi e vi parlate come esseri umani. È una frase chiave questa che riguarda la moralità. Ci sono molte persone che stanno morendo, voi due esseri umani, per favore, rendetevi conto dei guai che state combinando. Ma c'è anche un'altra diversità. Quale? L'ultimissima domanda di Felice Manti. A differenza di Bergoglio, Leone XIV ha fatto capire che non si schiera con una delle parti in conflitto, né con i palestinesi né con Vladimir Putin, come ha fatto Francesco. Ha detto chiaramente agli ucraini: sto con voi. A Gaza ha detto: basta violenze ma restituite gli ostaggi. Per fare la pace bisogna insomma essere al di sopra delle parti. E qui insomma l'accusa quasi di aver fatto capire, no, da parte di Bergoglio che fosse con Vladimir Putin, probabilmente questo non è proprio corrispondente al vero, più che altro sì, aveva fatto capire che comunque proprio l'abbaiare della NATO, questo espansionismo, magari aveva indotto Putin a quella mossa sconsiderata dell'invasione. E a commentare invece le frasi del pontefice sulla famiglia come unione stabile fondata appunto su questa unione fondata sul matrimonio tra uomo e donna,
la reazione di Vladimir Luxuria, pensate, ignorata la complessità delle relazioni umane. Le associazioni gay, niente di nuovo. Da Leone XIV non mi sembra di vedere nulla di nuovo. Prevost ha sostenuto il documento di Papa Francesco, Fiducia Supplicans, che consente la benedizione alle unioni civili, in cui Bergoglio ha detto che le unioni civili sono in realtà diversa rispetto al matrimonio tra uomo e donna. Così Vladimir Luxuria commenta le parole di Papa Leone. Difendere una sola forma di famiglia come legittima significa ignorare la complessità delle relazioni umane e negare i diritti fondamentali a milioni di persone, ha detto Mario Colamarino, presidente del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli. Le dichiarazioni di Papa Leone XIV sulla famiglia non rappresentano una novità, la dottrina della Chiesa non è mai cambiata e nemmeno il suo predecessore lo ha fatto, dice Gabriele Piazzone, segretario generale di Arcigay. Infatti Papa Francesco non aveva cambiato questa dottrina, però aveva consentito appunto la benedizione delle coppie gay, scatenando poi, sapete, tantissime polemiche, soprattutto poi l'opposizione dei vescovi africani. Ma allora, siccome il tempo veramente vola, facciamo adesso la carrellata su tutte le altre testate, andando innanzitutto sul Libero, rimaniamo quindi nell'area, no, delle testate, se vogliamo, più vicine al centrodestra, e allora la sinistra ci vuole in guerra, armiamoci e partite. L'opposizione strilla perché la Meloni non partecipa al vertice dei paesi volenterosi disposti a spedire i soldati a Kiev, e il Premier ovviamente risponde con una domanda: vogliono che io invii delle truppe al fronte? E di questa questione se ne occupa l'editoriale di oggi Mario Secchi, che ovviamente poi riflette anche su questo quartetto che si è trovato lì dei volenterosi, cioè chi sono, alla fine che cosa rappresentano, visto che sono anche così in difficoltà nei loro paesi. E invece la sinistra, e poi ovviamente a seguire tutte le redazioni schierate con questa sinistra, hanno ripetuto, no, il coro, lo slogan, ma adesso la Meloni è isolata, l'Italia è isolata. Disolato, scrive appunto Mario Secchi, c'è solo il cervello in redazione, visto che non ci vuole un corso all'Accademia Militare di West Point per capire che salire sul carro di Macron, Starmer e Merz è un errore politico pronto a trasformarsi in un fiasco militare. Quadretto della formidabile armata dei volenterosi. Macron non ha una maggioranza e colapicco nei sondaggi. E abbiamo visto, no, come è riuscito a riciclarsi dopo comunque le elezioni della scorsa estate. Starmer è in crisi nera. I laburisti hanno perso le elezioni locali contro il Reform UK di Nigel Farage, vi ricordate, no, la vittoria a valanga recentissima, e ora parla come un leader di destra e chiude le frontiere all'immigrazione per cercare di fermare l'emorragia di consensi. Su questo poi dovrebbe riflettere la sinistra, il PD italiano, perché ormai anche lo stesso Starmer appunto chiude così all'immigrazione. Merz ha fallito la prova della prima fiducia al Bundestag, un fiasco storico, e il cancelliere, insomma, il cancelliere tedesco è un'anatra zoppa. Sul piano militare le cose vanno alla grande. I francesi hanno ritirato le truppe dal Mali, creando un ulteriore caos nell'Africa subsahariana. Vedete, questo segue a pagina 3 l'editoriale di Secchi, che spiega il perché poi alla fine, no, è giusta questa posizione della Meloni, invece è in contraddizione la sinistra italiana, che una parte poi della sinistra italiana, ecco, vuole essere così pacifista e poi si lamenta dell'assenza della Meloni ad un vertice in cui di fatto quei leader si stavano mettendo d'accordo per preparare il terreno proprio per l'invio, no, di truppe sul campo. E poi prosegue appunto spiegando gli arruolamenti nell'esercito britannico negli ultimi anni sono in forte calo, segno che gli inglesi non hanno nessuna voglia di andare a combattere in Ucraina, e basta leggere i rapporti parlamentari sulla difesa per avere il quadro di un esercito che non funziona. Quanto alla Germania, le forze armate sono in condizioni pietose, mancano i militari, i giovani non pensano di andare al fronte, gli aerei di trasporto truppe sono vecchi, e alla fine del 2022 un'inchiesta della Frankfurter Allgemeine Zeitung raccontava della mancanza di tende, scorte di carburante e munizioni che potevano bastare, pensate, solo per pochi giorni di battaglia. L'impressione, qui vi leggo la conclusione di Mario Secchi, è che la chiave per avvicinare le due parti, cioè ovviamente Mosca e Kiev, debba necessariamente passare dal presidente americano. E questo infatti vorrò chiedere a Matteo De Sio, riallacciandoci anche a quello che ha sostenuto nel suo editoriale, nel suo Liberamente, il nostro direttore Giovanni Sallusti, cioè poi alla fine
tutti questi vertici, tutti questi bei summit, ma non è che alla fine quello che conta è lo schema di negoziazione Trump, cioè se non c'è lui e soprattutto se lui non incontra Putin, non c'è veramente possibilità, chance per far proseguire queste trattative, che per carità stanno avanzando a rilento, no? Si è detto che sono dei progressi quasi millimetrici, però è evidente che probabilmente senza l'intervento di Trump qui non si caverà un ragno dal buco. Di ritorno da Abu Dhabi, Trump ha accennato una possibile telefonata a Putin. Dobbiamo incontrarci, ci incontreremo io e lui. Penso che risolveremo il problema, forse no, ma almeno lo sapremo e se non lo risolveremo sarà molto interessante. La risposta da Mosca non si è fatta attendere, ma come al solito senza alcuna volontà di affrettare i tempi. L'incontro al vertice deve essere preparato e deve essere produttivo, ha affermato il portavoce Dmitry Peskov, e non deve limitarsi all'Ucraina, ma dovrebbe comportare una seria conversazione sugli affari internazionali e su tutte le questioni regionali. E come vi avevo promesso, leggiamo però, analizziamo, adesso lasciamo libero, dicevo, leggiamo e analizziamo l'intervista che ha rilasciato Silvia Sardone, l'europarlamentare leghista Silvia Sardone, appunto di fresca nomina, vice segretaria federale della Lega. Vedete qui la prima pagina del Tempo dedicata al ritorno del marziano Marino che sfida Gualtieri, l'ex sindaco in tour a Roma, pronto a ricandidarsi in comune e così spacca la sinistra. L'editoriale poi di Tommaso Cerno, qui vedete il suo Chernobyl, di marziano è rimasto soltanto il PD. C'è appunto, qui spiega il perché, no, di questo marziano, c'è un altro uomo che votava Dem e adesso loro sono arrabbiati con lui, lo chiamano il bullo e non è nemmeno stavolta Elon Musk, si chiama Matteo Renzi, era il segretario del PD del famoso 41% alle europee, quasi 20 punti sopra il Lichline oggi, e con il voto unanime del PD siglò il Job Ex, mettendo all'angolo la CGIL. Nel mondo, al contrario di Vannacciana Memoria, si vendicano con un referendum a spese nostre, spiegando però che non sono loro a cambiare idea, ma noi. Ecco, vedete un altro esempio delle contraddizioni, delle giravolte a sinistra, perché all'epoca segretario Renzi passò questo Job Ex e lì tutti muti, tutti zitti, vinse quella linea molto riformista e adesso però sono quasi inferociti, si vendicano a distanza praticamente di più di un decennio e più a spese nostre, perché poi appunto con un referendum. Non c'è nulla di strano, lo dimostra l'ultima mania dall'Europa di oggi. La photo opportunity di Macron e compagni, addirittura per mostrare al mondo che possiedono il numero di telefono di Trump, no, con quella telefonata. Si domandano perché Meloni non c'è. La vera domanda è: dove erano loro quando l'Italia diceva di trattare con gli Stati Uniti, quando appunto la Meloni è stata ricevuta alla Casa Bianca, e che accoglienza entusiasmante, si potrebbe dire quasi trionfale. L'intervista a Silvia Sardone, vi dicevo, io vice di Salvini, onorata, continuo la lotta ai clandestini e all'islamizzazione del paese. Continueremo a contrastare l'immigrazione irregolare e i processi di islamizzazione dell'Italia e dell'Europa. Allora, vedete, questo segue a pagina 11, noi iniziamo a commentarla questa intervista, poi dopo la pausa finiamo, la pausa, no, delle 9, vedete, ecco qui, io vice segretaria, quindi la lotta ai clandestini e all'islamizzazione dell'Italia, l'europarlamentare fresca di investitura insieme a Vannacci, non me lo aspettavo, io un mediano che non molla mai, la Lega è l'unica opposizione alla maggioranza in UE. E qui i virgolettati, l'obiettivo: il partito perseguirà la linea del contrasto al degrado, rilancio delle periferie e del sostegno alle forze dell'ordine. Islam, la sinistra per puro calcolo elettorale si piega alle pressioni delle comunità islamiche, noi a difesa della nostra identità. Continueremo quindi a contrastare l'immigrazione irregolare senza dimenticare l'importanza di essere un punto di riferimento per le imprese e i cittadini, promuovendo la semplificazione burocratica e la riduzione delle tasse. Silvia Sardone sintetizza così gli obiettivi che si pone come neo vice segretario della Lega. Domanda: si aspettava la nomina a vice segretario? Quali saranno le sue priorità in questa veste inedita? Chiede qui Cristian Campegli. No, non me l'aspettavo, ma ovviamente rappresenta un'enorme soddisfazione ma anche una grande responsabilità. Ho ricevuto moltissimi messaggi di stima. La mia priorità sarà affrontare le sfide quotidiane che la Lega deve affrontare, portando grinta e costanza. Due caratteristiche che sapete l'hanno sempre contraddistinta: grinta e costanza. Ritengo fondamentale oggi più che mai sostenere Matteo Salvini e rafforzare l'identità della Lega in diversi ambiti.
Un movimento vicino ai territori, impegnato sulla sicurezza, nella lotta al degrado, nel rilancio delle periferie, nel sostegno alle forze dell'ordine. Volendo fare un paragone calcistico, lei fino ad oggi ha svolto il ruolo di centravanti di sfondamento, ora è chiamata a trasformarsi in un allenatore. È pronta per questa mutazione? No, non mi sento un allenatore, quello è Matteo Salvini e lo fa egregiamente da tempo. Io al massimo sono un mediano che non molla mai, che lotta con determinazione. Credo che sia importante non ragionare in termini personalistici ma di squadra. La Lega è una grande comunità, tutti devono offrire il proprio contributo. Sia lei che il generale Vannacci siete europarlamentari. La scelta di Matteo Salvini sottintende una valutazione squisitamente politica sull'importanza di Bruxelles. In questa fase storica ciò che succede a Bruxelles ha sempre più un impatto sull'Italia, sulle nostre politiche. Noi della Lega siamo l'unica vera opposizione a questa maggioranza che purtroppo non sta conducendo alcun serio ripensamento rispetto ai danni che ha provocato con le sue strategie in questi anni. Penso alle conseguenze negative legate al Green Deal in particolare, alla distruzione del settore auto, alle politiche che penalizzano la nostra agricoltura e il Made in Italy. Con i patrioti sempre più forti all'Europarlamento e di fronte all'incapacità e all'arroganza della Commissione europea siamo un'alternativa sempre più credibile e capace di rispondere alle vere esigenze del nostro continente. La Lega è in un momento, numeri alla mano, di non semplice gestione. Da dove partire per un rilancio significativo? Il Congresso di Firenze ha già rilanciato in maniera importante l'azione della Lega, che deve sempre di più prendere forza dalle istanze dei territori. Del resto la Lega appunto si conferma il partito dei territori. Io credo che la parola d'ordine sia coraggio nelle scelte, nelle idee, nelle strategie. Dobbiamo portare avanti le nostre battaglie senza timore, senza farci schiacciare dal politicamente corretto, senza aver paura, sempre a testa alta. Continuerà con i medesimi toni le sue battaglie su Islam e immigrazione o scalerà ad una marcia più bassa? Risponde Silvia Sardone, continueremo a insistere con determinazione su questi temi, destinati a segnare profondamente i decenni a venire. La Lega resta l'unica forza politica che affronta con coraggio e lucidità questa sfida cruciale. Al contrario, la sinistra, per puro calcolo elettorale, si piega alle pressioni delle comunità islamiche, arrivando a rinnegare simboli, tradizioni e radici culturali che ci definiscono, per abbracciare modelli e visioni che non sono nostre, che sono estranee alla nostra storia. Noi rifiutiamo con fermezza ogni forma di islamismo, proliferare di ghetti dove l'integrazione è assente e un multiculturalismo ipocrita che ha già mostrato tutti i suoi fallimenti in Europa. Se non sapremo difendere ciò che siamo, rischiamo una lenta ma inesorabile sottomissione culturale. C'è chi vorrebbe cancellare i valori occidentali su cui si fondano la nostra libertà e i nostri diritti, a partire da quelli delle donne. Elezioni regionali in autunno, che prospettive vede per il suo partito? Sono battaglie importanti, dobbiamo sicuramente confermarci nelle regioni che amministriamo e tentare di vincere dove c'è da anni la sinistra. In questi giorni sono concentrata sulle comunali che ci attendono a breve. Oggi sono a Genova. È importante ribadire ai cittadini che a tutti i livelli ci sono visioni opposte tra noi e la sinistra, che tra l'altro è in controtendenza a partire dall'immigrazione persino con i loro alleati in tutta Europa. E qui giustamente Silvia Sardone ricorda le proposte di Starmer. Penso appunto alle sue proposte in Inghilterra, che sono totalmente in contrasto con la solita retorica buonista di Schlein e Voltaire. Assolutamente d'accordo con lei, con Silvia Sardone, ma allora chiedo a te, Sveva, perché sono già le 9.02, quindi credo che abbia già sforato, vero, per questo break, e allora pausa e ci ritroviamo fra pochissimo. Ladri in casa? Installa Dialogos 389 11 89 705. Dialogos è l'antifurto senza fili che ti permette di stare in casa con l'allarme inserito, anche ai tuoi amici animali. Chiama il numero 389 11 89 705. Antifurto Dialogos e sei protetto 24 ore su 24. 389 11 89 705. Sicurbet. Prima è meglio che dopo. A te la linea per Vittorio, fammi sapere quando mandare gli interventi. Perfetto, grazie Sveva. Sì, io direi che completiamo questa parte di rassegna stampa anche no, con le testate dell'area, quindi ci manca la verità e poi velocissimamente andiamo anche sul fatto, quindi credo questi ultimi minuti e poi lanciamo queste brevi interviste, questi estratti. Allora andiamo sulla verità di oggi, prima pagina, e poi vi citavo anche no, l'intervista che ha rilasciato per la Stampa di oggi Matteo Renzi, criticando proprio la Meloni, che l'ha definita questa influencer ininfluente.
Ma allora vedete, parte la trattativa Kiev-Mosca, UE e volenterosi che invece la boicottano, appunto dalla prima pagina della Verità. Erdogan mette a sedere russi e ucraini dopo anni, accordo lontano ma il tavolo regge, malgrado von der Leyen e Kallas urlino contro Putin. Poi Macron, Merz, Starmer e Tusk vedono Zelensky e cercano di alzare Trump. Giorni decisivi per fermare i massacri. E allora Meloni che si sgancia, noi non mandiamo truppe, scontro totale con il francese. E poi il caso invece di Luca Bizzarri, altra puntata dei soldi per il cinema d'autore, al film con Luca Bizzarri 30 volte più degli incassi. E qui l'editoriale di Belpietro, c'è chi tifa perché la guerra continui, Salotti con l'elmetto, a proposito proprio di questo quartetto qui, forse in crisi di astinenza da colossal di guerra, qualche collega sembrava augurarsi che i colloqui di pace a Istanbul tra russi e ucraini fallissero. La riflessione mi è venuta spontanea l'altra sera nel corso della trasmissione Dritto e Rovescio, ascoltando Alan Friedman, giornalista americano con un passato da corrispondente del Financial Times. Secondo lui, Vladimir Putin, non partecipando al negoziato in Turchia, ha mostrato il suo vero volto. Il re è nudo, ha cominciato a dire con enfasi, spiegando appunto questa mancata presenza al vertice bilaterale. Allora vi porto un attimo a pagina 3, in cui qui Belpietro ovviamente argomenta il perché di questa stampa, no? Che con l'elmetto cerca ancora il massacro. Una cosa però è certa, qui si avvia a conclusione Belpietro, la trattativa deve ripartire da dove si è fermata, cioè da quelle clausole che possono piacere oppure no, ma servono a siglare il cessate il fuoco. Secondo Friedman, qui si ricollega appunto a quello che ha sentito dire, no, in trasmissione, il fatto che a Istanbul Putin abbia mandato dei militari significa che non ha nessuna intenzione di firmare la pace, ma il capo delegazione è lo stesso della volta scorsa, i generali sono necessari se si vuole discutere di tregua, di stazionamento di eserciti e di armamenti. Non so se si giungerà a un'intesa, la strada è lunga e accidentata, ma lo scambio di prigionieri può essere d'aiuto, o perlomeno lo spero, a differenza di chi spera che salti tutto per poter dire ve l'avevo detto che non c'era da fidarsi. Eh sì, qui giustamente Belpietro fa notare che ci sono tanti che quasi tifano perché il macello prosegua, continui questo massacro, non si arrivi ad una tregua, perché per poter dire ve l'avevamo detto, Trump è stato un incapace, non è stato in grado di attuare quello che aveva promesso, no, in maniera tronfia in campagna elettorale, in 24 ore faccio arrivare ad un accordo di pace le due parti. Comunque vada, qui conclude Belpietro, resta ridicola l'idea che bastasse far incontrare Putin e Zelensky offrendogli un caffè a Istanbul per ottenere la pace. Forse può essere la scena madre di un film, ma purtroppo non è la realtà. Come quasi mai sono state realtà le previsioni formulate in questi 3 anni dai nostri inviati da Salotto, i quali erano convinti che a sconfiggere il cattivo bastassero le sanzioni invece dei soldati. Dopo 1 milione di vittime sappiamo che erano stupidaggini, ma molti di quelli che credevano a tutto ciò ancora insistono con le sanzioni. Esatto, questo poi è un tipico problema italiano per cui noi ci dobbiamo assorbire questi profeti sapientoni che appunto si divertono a recitare il ruolo di indovini, lanciano i loro vaticini, non ne azzeccano uno, però poi pretendono sempre di spiegare perché certi fatti sono accaduti in un determinato modo e ce li dobbiamo assorbire e stare lì ad ascoltare le loro stupidaggini. Questo per la verità. Prima allora di far sentire queste brevi interviste, questi estratti che vi dicevo, andiamo avanti un attimo anche con il Fatto Quotidiano, perché c'è l'editoriale di oggi, verrebbe da dire come al solito che novità di Travaglio al vetrino, bersaglio appunto dei suoi strali, delle sue invettive devastanti, è Gentiloni, chiamato Ermoviola. Quando nel 2016, qui vedete la prima pagina del Fatto, Gentiloni, detto Ermoviola, subentrò a Renzi come premier dopo la disfatta referendaria, una nota conduttrice televisiva mi confidò divertita: per il nostro talk show è una perdita inestimabile. Non come prima scelta, come panchinaro. Quando un ospite ci dava buca all'ultimo momento, telefonavamo a Gentiloni e lui rispondeva all'istante a qualunque ora e si presentava in studio nel giro di 5 minuti, come se fosse già nei paraggi in attesa di una chiamata. Il tempo di svegliarsi momentaneamente dal letargo esistenziale, qui pesantissimo, letargo esistenziale contro Gentiloni, ed era subito lì.
Paolo Gentiloni Silveri, Conte di Filottrano, Cingoli, Macerata e Tolentino. È stato maoista, sapete, no? Che appunto Gentiloni viene da questa famiglia nobile, addirittura di Conti. E poi tutti i suoi trascorsi politici, qui vengono ricordati da Travaglio, maoista, Verde, portavoce di Rutelli, democristiano margheritico, ministro delle comunicazioni di Prodi, perché piaceva a Confalonieri, infine Pidino. Nel 2013 provò a diventare sindaco di Roma, ma alle primarie arrivò terzo su 3 col 15%, dietro a Marino e Sassoli. Tutti pensarono che la sua carriera politica fosse finita senza mai essere davvero iniziata, ma mai di sperare divenne renziano. Dunque ministro degli esteri al posto dell'altro ectoplasma Mogherini. Infine premier al posto di Renzi. E da quel momento, con gran sorpresa sua e di chi lo conosceva, non si fermò più, presidente del PD e commissario europeo agli affari economici grazie a Conte, che infatti detesta e contribuì a rovesciare nel 2021 per regalarci Draghi. Ma perché si occupa di Gentiloni oggi con questo suo editoriale, Travaglio? Perché 5 mesi fa finì il lungo pisolino europeo e rientrò in Italia fra i rulli di tamburi e le trombette dei giornaloni che rischiarono di svegliarlo proponendolo come federatore del campo largo, qualunque cosa significhi. Poi si scoprì che il campo largo era come l'agenda Draghi, cioè una creazione di letteratura fantasy, e che nessuno avviva a farsi federare da lui. Giornaloni, ansiosi di trovargli una collocazione, appena 70 anni, non sia mai che vada in pensione, lo proposero come candidato premier per la gioia dei Bradipi e dei Ghiri, un po' meno degli elettori. Infatti non se ne parlò più, anche se Repubblica e Corriere ci sperano ancora. Essendo un ottimo anestetico locale, potrebbe rappresentare la via ipnotica al progressismo. Lui, nell'attesa, iniziò a scrivere per Repubblica, ma ovviamente nessuno se ne accorse, qui sempre spietato Travaglio. E ora si dà al lobbismo come speaker, ecco qua la notizia d'attualità, è il nuovo speaker della società di consulenza aziendale European House Ambrosetti. Le regole europee vietano per 2 anni agli ex commissari di esercitare la lobbying nel proprio settore, ma il cosiddetto comitato etico della Commissione europea gli ha concesso il via libera dopo solo 5 mesi e dal PD e dai media non si è levato neppure un pigolio per commentare questo ennesimo caso di commistione incestuosa fra politica e affari. C'è chi può e chi non può, e Gentiloni può, oppure, essendo in letargo prima, si presume che ci resti anche dopo. E qui appunto la stilettata finale con l'accusa di letargo. Per concludere questa parte vi segnalo sempre sul Fatto Quotidiano a pagina 8 l'intervista al Cardinal Re, il Cardinal Decano, no? Di questo collegio cardinalizio sul Papa. Il Papa conosce il mondo intero ed è decisionista. E poi a pagina 4 sulle elezioni rumene, con ovviamente questo testa a testa. Simeon, che sapete ha incontrato anche Salvini, noi ci eravamo occupati di questo, vi ricordate anche con l'intervista a Claudio Stanasel, che appunto è nato in Romania ma cittadino italiano, consigliere comunale a Prato per la Lega, capogruppo della Lega, vicepresidente del Consiglio Comunale, e lo stesso poi Stanasel recentemente ha incontrato Simeone insieme a Salvini. Vedete, Simeone e Dan sfida all'ultimo insulto, si scalda Georgescu, domani il ballottaggio delle presidenziali e poi appunto quello che vi dicevo del testa a testa nei sondaggi. Per il Trump dell'Est, così appunto viene chiamato Simeon, il rivale è autistico, lui risponde codardo, dati a 48%, ma pesano gli indecisi. E pensate che si dividerà, a quanto pare, a proposito di sondaggi, anche la base elettorale invece di Victor Ponta, l'ex premier, che appunto è stato eliminato dal ballottaggio, da questo testa a testa, era finito al 13%, quindi i suoi elettori faranno da ago della bilancia. Al quartier generale del sindaco lo sanno già, metà di loro voterà per Simeon, l'altra metà per Dan. Il Partito Nazionale Liberale ha pubblicamente appoggiato Dan insieme ai liberal conservatori dell'Unione Salvate la Romania. E poi quello che vi dicevo, no, sulle elezioni rumene, ma anche l'intervista al Cardinal Re, qui per il Fatto Quotidiano, vedete a pagina 8, Leone XIV conosce bene il mondo ed è un decisionista. È il Papa di cui abbiamo bisogno in questo tempo di guerre che dimentica Dio. E qui potete leggere, poi se riuscite a recuperarla, vi leggo intanto la domanda sulle grandi sfide, no, che dovrà affrontare. Oggi vi sono nuove sfide per la difesa della dignità, risponde il Cardinal Re.
e queste dignità di ogni uomo, di ogni uomo e di ogni donna. La Chiesa è chiamata a rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale, che comporta nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia, del lavoro e della pace. In che senso? L'intelligenza artificiale è una nuova forma di potere che offre grandi vantaggi, ma comporta anche gravissimi rischi e gravissimi pericoli, perché non ha né coscienza né cuore. L'intelligenza artificiale sarà un autentico motore di sviluppo umano e sociale soltanto se resterà dentro l'umanesimo e cercherà il bene comune. Ecco perché si è voluto richiamare anche a Leone XIII, no? Con il nome Papa delle encicliche sociali, della Rerum Novarum, della grande risposta alle sfide della modernità, della rivoluzione industriale, ma qui noi appunto stiamo affrontando un'altra grande rivoluzione epocale, copernicana, che è appunto quella dell'intelligenza artificiale, che può veramente sovvertire il mondo per come lo conosciamo. E allora, prima di far partire l'intervista, ecco, come vi avevo promesso, poi vi segnalo per la stampa di oggi, andiamo velocemente sulla prima e la quarta pagina, perché c'è lì l'intervista appunto di Renzi contro Meloni. Vedete qui intanto la prima pagina, Macron-Meloni, rottura totale, qui più drastico nel titolo La Stampa, sul flop dei negoziati a Istanbul, Trump per la pace dobbiamo vederci e Putin, e Moody's retrocede agli Stati Uniti. I volenterosi addirittura la isolano, la Premier Meloni, lei format quella della riunione dei volenterosi, è il format di chi manda truppe a Kiev, il francese che risponde no a false informazioni. E poi l'articolo di oggi di Monica Maggioni su Thiel, che sapete, no, il miliardario fondatore anche di Palantir, che appunto rappresenterebbe quella tecnodestra oligarchica vicina a Trump. L'ultraconservatore, il liberale visionario, l'ombra di Thiel dietro De Donald. E poi, come vi dicevo, anche qui se potete recuperarvela, anche per capire cosa si pensa dall'altra parte dello schieramento politico, l'intervista a Matteo Renzi. Pensate, l'Italia retrocessa e sostituita dalla Polonia, la Premier diffonde fake news, è incredibile. Il leader di Italia Viva, Macron, è intervenuto per dirle che non c'è spazio in Europa per gli influencer che distorcono la realtà. A proposito poi di politica estera, l'ex Premier, il governo italiano ha dichiarato guerra alla Francia per racimolare qualche consenso in più. Londra e Parigi lavorano a un ponte tra Stati Uniti e UE, mentre l'asse di Meloni con Trump non esiste. E poi pensate, almeno vi leggo ecco la domanda su Salvini, lo spauracchio di Salvini che le fa da opposizione dall'interno è un problema. Salvini è insignificante, trovare problemi esterni a Palazzo Chigi è il gioco in cui si è rifugiata la Meloni finora. Il problema è lei. Ma allora, Sveva, facciamo sentire le interviste che abbiamo registrato, quindi come vi dicevo l'intervento che ha tenuto l'onorevole Luca Toccalini, come sapete segretario federale a Lega Giovani, su questi nuovi contratti giovani, sui problemi dei giovani, e poi breve intervista anche all'ex ministro dell'economia nel primo governo Conte, Giovanni Tria, a proposito di questo nuovo ordine mondiale, di una nuova Bretton Woods. Se è vero che il dollaro inizia a perdere credibilità, potrebbe non essere più la grande valuta di riserva cercata sui mercati internazionali come bene, diciamo, asset principale, e soprattutto poi questa globalizzazione le cui regole devono essere riscritte, con gli Stati Uniti che si vogliono ritirare anche dal loro ruolo di Stato guida nella sicurezza per il mondo occidentale. E noi ci ritroviamo poi fra pochissimo collegandoci proprio con Matteo Desio. Allora, fra poco. Però ci sono tanti ragazzi che si possono assolutamente, abbiamo una grande responsabilità di salvare e di coinvolgere. Come? Sicuramente la proposta di legge di questa mattina va un po' in questa direzione, perché i numeri che sentivo sul mondo del lavoro sono drammatici. L'idea che un ragazzo che guadagni 500-600 euro al mese sicuramente vive con i genitori fino a 40 anni, tendenzialmente se ha la fortuna di averli, o addirittura con i nonni, perché gli stessi genitori magari vivono una condizione di difficoltà economica, e quindi si sta un po' invertendo anche il trend dove erano i genitori a aiutare i figli, ormai sono i nonni, perché ho fortuna di averli, che aiutano i figli e i loro nipoti, perché loro nipoti magari hanno la garanzia di avere una pensione e dopo 40 anni di lavoro sono riusciti magari a pagarsi anche una casa in cui poter dare una mano a tutti. E noi questo trend lo vogliamo un po' rivertire, perché oggi parlavo di questi numeri, perché poi mi piace citare i numeri. Con la proposta di legge che noi abbiamo fatto, e come ha sottolineato Matteo Salvini, in Parlamento vengono presentate credo dalle 20 alle 30 proposte di legge ogni settimana, e di quelle 20 o 30, 29 rimangono nel cassetto per 5 anni e poi vengono ripresentate per 18 legislature consecutive.
Noi oggi su questo ci abbiamo voluto mettere la faccia, io come coordinatore dei giovani, Matteo Salvini come segretario della Lega, Claudio Rigonne come sottosegretario del lavoro e Riccardo Molinari come capogruppo, per dare un segnale chiaro che va bene parlare di tante cose, cercare di dire che tutto va bene, però ci sono dei problemi che vanno affrontati su cui c'è una massima urgenza e credo che sul lavoro giovanile la massima urgenza sia sotto gli occhi di tutti. Quindi Siamo col professor Tria al termine di questo convegno in cui abbiamo discusso dell'ordine in Bretton Woods e quello di cui potrebbe essere il possibile scenario. Si è detto che questo sistema è in crisi, però è difficile vedere un nuovo ordine che possa subentrare già bello definito, anche perché stiamo vedendo che gli Stati Uniti che l'hanno guidato si stanno quasi ritirando con Trump e questa politica di Trump, insomma, sta creando tanti contraccolpi, tante faglie sistemiche. Sì, credo che sia un sistema monetario internazionale anarchico che deve cambiare, e anche il ruolo del dollaro. Trump ha sollevato il problema per la prima volta negli Stati Uniti, prima era un dibattito tra gli esperti, diciamo gli addetti ai lavori, e che quindi ha sollevato il problema. La risposta che lui per ora dà ancora non è chiara e difficilmente, diciamo, accettabile in questa forma, ma è chiaro che per la prima volta pone il problema. Come si risolve? È necessario un nuovo grande accordo internazionale che dovrà essere guidato dagli Stati Uniti, ma che deve per forza coinvolgere la Cina e poi sperabilmente l'Europa. Di nuovo a te la linea, Pier Vittorio. Grazie mille Sveva. Allora chiedo a te se ci abbia già raggiunto in collegamento Matteo De Sio, perché così ci concentriamo proprio su questo tema, no, dei summit per la possibile pace, no, in Lo sto Ucraina. contattando. Ah, ok. Allora, prima appunto di iniziare il collegamento con lui, come promesso, proprio ultimissima parte della rassegna stampa, prima pagina del Corriere della Sera di oggi, Ucraina intesa solo sui prigionieri, anche qui vedete il titolone, poi le foto di quello che abbiamo definito, no, il quartetto. Premier in difesa, invece appunto sulla Meloni dopo le accuse, sono coerente, non servono foto. L'editoriale di oggi di Goffredo Buccini invece sugli illiberali da fermare e quindi il pericolo, no, di questi sovranisti. Qui addirittura si fa riferimento a questi pericolosi etnonazionalisti. E poi titolone anche qui sul caso di Garlasco, è veramente grave, no? Ci abbiamo riflettuto su queste onde di Radio Libertà. Pier Vittorio, perché Matteo è in linea. È in linea? Ah, ok, allora niente, cambiamo totalmente argomento, niente Carlasco. Matteo, grazie per averci raggiunto, ci senti? Sì, vi sento forte e chiaro, grazie Pier per avermi qui. Grazie Matteo. E allora vengo subito da te perché no, abbiamo sentito tutti questi commenti a proposito dei due vertici, quello di Tirana, quello poi a Istanbul in Turchia, e allora ti rivolgo subito la domanda, no? Ci stavamo chiedendo, ma a questo punto, ecco, non credi, ce lo siamo anche detti prima, che forse questi negoziati in Turchia, ci siamo chiesti, non è che siano serviti a offrire una sorta di contentino ad Erdogan, alla Turchia, e probabilmente finché non ci sarà Trump che non interverrà, che magari riuscirà ad esercitare pressioni su entrambi i presidenti coinvolti, quindi Zelensky e Putin, sarà difficile ipotizzare anche un ulteriore cessate il fuoco. Esatto, tra l'altro secondo me, come dicevi tu, un contentino per la Turchia, tra l'altro una Turchia che è sempre più amica di Vladimir Putin, ma è stato lo stesso Putin a farci notare quanto in realtà non sia un incontro finalizzato a ottenere in questo momento una pace, perché ha mandato una delegazione, diciamo, con un basso livello di importanza, nonostante poi la stessa delegazione abbia più volte ribadito di avere tutti i poteri per poter parlare alla fine del cessate il fuoco. Alla fine, secondo me, il vero cessate il fuoco, la vera pace potrà solo avvenire con l'incontro dei tre presidenti, Zelensky, Putin e Donald Trump, in una stessa sala. E perché noi occidentali non europeisti diciamo che anche Donald Trump dovrebbe sedere
all'interno di quella sala, perché diciamo che la resistenza ucraina è avvenuta anche grazie a un aiuto importante degli Stati Uniti e in più serve un giudice che non abbia paura di incrinare i rapporti con nessuno. Alla fine, tra l'altro, con Zelensky Donald Trump è riuscito a ottenere l'accordo delle terre rare, quindi probabilmente la discussione con lui è chiusa subito, finito il prima possibile, e invece con Putin deve mostrare un po' i muscoli a stelle e strisce per far vedere di poter essere un giudice affidabile e anche irreprensibile. Esatto, ma invece Matteo, no, la sinistra ha attaccato la Meloni perché non ha partecipato a questo vertice dei volenterosi, la Premier poi no, ha spiegato che non le interessa discutere dell'invio dei militari perché immaginava che quel format lì, quel formato, di quello poi alla fine avrebbe anche parlato, comunque come una condizione, no, nel caso di tregua. Macron ha pure risposto che no, non è vero, è fuorviante, che addirittura nel vertice no, non si sarebbe discusso di mandare soldati, ha pure ribattuto con quell'ironia, no? Per le fake news già ci sono i mezzi di disinformazione russa. Ecco, ma non ti sembra poi anche per le reazioni della sinistra che questa sinistra è sempre costantemente prevenuta, no, nei confronti del governo, anche per quello che riguarda la politica estera, quasi fa il tifo contro. Macron poi che invece voglia continuare a coltivare i sogni di grandezza, come avviluppato in una sorta di spirale di narcisismo, di iperattivismo. Cioè abbiamo visto, prima voleva fare eleggere il vescovo di Marsiglia, no? Che si era interessato al conclave, poi abbiamo detto che si atteggia il nuovo Napoleone, aveva promesso di aprire l'ombrello nucleare francese nei paesi alleati e ora aspira ad essere lui il grande negoziatore quasi in concorrenza con Trump. Esatto, un grande negoziatore, un grande Napoleone che però si trova in questo momento, ed è la stessa Francia a dirlo, senza soldi in tasche, quindi diciamo che più pour parler, diciamo alla milanese e alla francese, diciamo che è per dimostrare di essere ancora sulla cresta dell'onda. In più il vertice dei volenterosi andava fatto nel 2022, non adesso che ormai è tardi, tra virgolette. Ora bisogna solo pensare a un cessate il fuoco. In questo momento l'Europa non è il negoziatore principale, non è l'attore principale che può pensare di poter imporre un cessate il fuoco. Non l'hanno fatto quando si è potuto, di certo non lo possono fare ora con un'Europa sempre più indebolita economicamente di anno in anno. Un'Europa che per tanto tempo tra l'altro soffiato il fuoco proprio sulla guerra senza pensare alle possibili conseguenze. Pertanto mi sembra più quasi un voler attaccarsi al cappotto chiamiamola così, cappotto della rilevanza, dell'importanza di una questione così importante di politica internazionale come la guerra in Russia-Ucraina, piuttosto che poter veramente fornire un cessate il fuoco e dei termini veramente utili per il popolo ucraino. Esatto, e ultimissima domanda Matteo, visto che siamo proprio in chiusura, prima delle 9:28, ma allora innanzitutto anticipazioni che ci puoi fornire per il tuo Te la rido io l'America, no, di lunedì, e poi appunto il tuo giudizio su quello che ha detto Trump a proposito dell'accordo, no, per il nucleare iraniano. Cioè Trump, abbiamo visto, si è mostrato ottimista. Ecco, tu come vedi tutta l'evoluzione, anche perché sappiamo che però l'Iran non vuole rinunciare, no, all'arricchimento dell'uranio, però almeno ecco, Trump vuole scongiurare che si possa arrivare alla costruzione da parte degli ayatollah comunque di armi atomiche. Esatto, perché sarebbe un'ulteriore miccia in una zona già che, come stiamo vedendo, non ne ha bisogno. Trump ha dichiarato che si arriverà all'accordo nel bene o nel male, e quindi penso che la pressione di un embargo e la pressione di un embargo in questo momento con Donald Trump, che ha dimostrato quanto con i vari dazi, con le varie politiche commerciali, quanto la forza economica degli Stati Uniti e delle multinazionali americane sia importante,
riuscirà forse con questa minaccia a perlomeno scongiurare il pericolo che invece a cui ci stava trascinando tranquillamente l'amministrazione precedente con Joe Biden di un Iran e di un altro nemico dell'alleato Israele nella zona con un'arma nucleare. Abbiamo visto come in Pakistan e in India, anche se lì in quel caso con purtroppo i massacri che vi sono avvenuti in Kashmir non c'era bisogno dell'arma nucleare, ma quanto un conflitto dall'altra parte del mondo, grazie alla minaccia delle armi nucleari, possa poi far paura anche a noi occidentali. E quindi quello che Donald Trump è riuscito a fare, oltre ad aver avuto accordi economici per le aziende americane con i vari stati ricchi del Medio Oriente, speriamo che riesca a rinforzare l'amicizia con i paesi arabi e porre pressione, diciamo, a uno dei paesi arabi che in questo momento possiamo chiamare Scusatemi se quasi vi ribelle, interrompo, come dobbiamo l'Iran. chiudere. Ecco, siamo assolutamente in chiusura. Allora, perdonami Matteo, se ci puoi lasciare veramente con gli ultimi secondi, come ti dicevo, anticiparci il grande tema della puntata tua di lunedì e poi chiudiamo. Parlare degli accordi appunto economici che Donald Trump è riuscito a siglare, giusto per non farli rimanere nel mistero. Chiaro, chiarissimo. Allora, parlerai di sostanza e qui, scusatemi la mia nota polemica con il mainstream, visto che il mainstream in questi giorni di Trump sta parlando solo per la sua rissa con The Boss, con Bruce Springsteen, e non di questioni serie, insomma, come questi accordi. Grazie Matteo, grazie sempre per la tua disponibilità, la tua precisione, grazie a te Sveva per la pazienza, grazie a tutti voi che ci avete seguito. Allora, come sempre, buona continuazione qui su Radio Libertà. Buon weekend e ci ritroviamo alla prossima. Grazie a tutti. Avete ascoltato la rassegna stampa.